a Torreglia. Torreglia, stiamo entrando. Siamo in centro a Torreglia.
48 Vallarega abbiamo preso. Luvigliano, località di Torreglia. Monumento ai caduti. Vedete la chiesa di Luvigliano col campanile a torre. Vedete Villa Vescovi. Guardate che olivo meraviglioso. Questa è l'entrata di Villa Vescovi. Guardate. E qui dentro c'è la villa. Villa Vescovi. Vedete? Però l'entrata è da là, che è sempre chiuso questo. Guardate che meraviglia. Vedete i coniugani. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Vedete che meraviglia. Vero che è una meraviglia? Sì, sì. Merita. E adesso vi mando un abbraccio forte dalla chiesa e anche a questi due appassionati qui. Se volete seguirmi su YouTube Renato Zilio, andate a vedere cos'ho. Grazie a voi. Renato Zilio su YouTube. Grazie a voi, buona giornata. Questa è la chiesa, vedete? Il campanile torre con l'orologio. La chiesa di Luvigliano. Ve l'ho fatta vedere anche altre volte, ma è sempre una meraviglia.
Abbiamo un po' il sole contro, vedete il campanile a torre con l'orologio e la chiesa. Adesso vi saluto da questa chiesa meravigliosa. Per tutti voi amici appassionati che mi seguite con la passione, col cuore come io vado in bici riprendendo queste panoramiche meravigliose di Colli Euganei, patrimonio dell'UNESCO sono diventati. Siamo in provincia di Padova, ci troviamo a Luvigliano, una frazione di Torreglia che sono appena passato. Un abbraccio forte a tutti voi, amici appassionati, con tutto il mio cuore, con tutte le vostre famiglie meravigliose, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso cito dei nomi importanti che mi seguono abbastanza frequentemente. Parto con Francesco Marchiori da Verona, un amico, una persona, un uomo super speciale, numero uno. C'è un po' di vento. Francesco numero uno, con tutto il mio cuore, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Francesco Marchiori da Verona, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Davis Conselvan da Alessandria, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Davis Conselvan da Alessandria, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Massimo, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Massimo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. E anni che mi segui, sei un grande, grazie, grazie, grazie ancora con tutto il mio cuore. Devo sistemarmi un po' la bicicletta perché c'è un po' di vento. Vediamo se riesco. Ecco qui. Però Massimo, grazie ancora di tutto. Adesso saluto Daniele Pavan, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Daniele, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Durva Tavares, pensate, da San Paolo del Brasile. Un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Durva Tavares da San Paolo del Brasile, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grande Durval, grazie di tutto. Adesso saluto, grande Durval, adesso saluto Angela Birba del fan club del Veneto che sostengono il mitico Pietro Galassi sul ballo Ulisse, una voce melodica unica, un artista fenomenale e completo. Saluto anche il suo amico Igor che l'ho tirato giù da Gambero l'altro giorno, una bella voce veramente, grande Igor. E poi saluto Igor con tutta la sua famiglia, Pietro con tutta la sua famiglia che li sta anche aiutando, grande Pietro, e tutto il fan club del Veneto con la meravigliosa Angela Birba, con tutte le vostre famiglie meravigliose un grande grazie di esistere e a te Angela di seguirmi. Grande Pietro, lo saluto anche dalla Liguria meravigliosa con tutta la sua famiglia bellissima e tutta la sua orchestra numero uno. Grande Pietro, e ancora a te Angela, grazie, grazie di tutto, sei speciale. Adesso saluto Filippo Colinari, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Filippo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Davide, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Davide, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grande Davide.
Adesso saluto Fabio Tavares, un amico, una persona super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Fabio, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Filippo, fans di Giuliano Calori, il padovano che ha sbalordito il mondo con la bici da corsa, senza manubrio, senza freni. Pensate, le sue imprese impossibili, memorabili. Premiato a Berlino con la medaglia d'oro, inciso il re dei primati. Lui detiene 13 Guinness World Record, il re del ciclismo estremo. L'extraterrestre, il marziano, il campionissimo. Grande onore per noi padovani avere un personaggio unico nel mondo. Vi cito un'impresa memorabile di 40 anni fa, la scalata dal passo dello Stelvio, da Prato dello Stelvio, i 27 km percorsi al passo a 2760 si arriva, Cima Coppi, l'ha fatti 1 ora e 36 minuti, ma quello che sbalordisse è incredibile, senza manubrio e con una gamba destra solo. Incredibile, questo è Giuliano. O se no la cronoscalata del passo dello Stelvio senza il manubrio in 1 ora e 17 minuti e 38 secondi. Ha fatto meglio di un certo Bernardino che quell'anno ha vinto il Giro d'Italia di 2 minuti e 14 secondi. Il nuovo aveva 100 km alle spalle, ma aveva il manubrio. Giuliano senza manubrio. 1 ora e 17 minuti e 38 secondi. Una potenza incredibile, un equilibrio, una caparbietà, una forza mentale incredibile Giuliano, quello che ha fatto. Lo saluto tantissimo, anch'io fans come Filippo, amico e collaboratore, e interista come lui. Ci guardiamo sempre l'Inter assieme. Grande Giuliano. Saluto anche Filippo, suo fans, e tutte le vostre famiglie meravigliose. Adesso saluto Vittorio Salvan, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Vittorio, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere, di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Renzo Cantarello, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Renzo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Siete in tantissimi, vi voglio bene. Saluto Antonio, il dottor Da Scaffati, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Antonio, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Mauro, Tonio, Anna, Riccardo, Titti, Alex. Siete in tantissimi, dimentico sempre qualcuno, ma tutti voi, amici appassionati, con tutto il mio cuore, con tutte le vostre famiglie meravigliose, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche da questa chiesa che vi ho salutato di Luvigliano, che siamo a un passo da Villa Vescovi che vi ho fatto vedere. Un grande bacio di nuovo, il filmatore Renato Zilio. Beviamo un goccio e ripartiamo. Oggi si è aperta una bella giornata che merita.
tutti! Frazione di Teolo. Villa, comune di Teolo.
termina a Villa, trazione di Teolo, e stiamo salendo per Teolo una salita di 3 km col massimo dell'8%.
entrando a Carbonara. Carbonara. Chiesa meravigliosa di Carbonara, Don Giovanni Battista. Vedete il campanile con l'orologio e la canonica. Qua abbiamo la Madonna, sta la canonica, vedete? Vedete la Madonna? Eccoci qua. Vedete la chiesa, Don Giovanni Battista, il campanile con l'orologio. Sono le 2:24. Vedete? Che meraviglia, vedete l'orologio e la chiesa con veduto di Colli Ugani, vedete che meraviglia. Vedete sempre la canonica con la veduta dei Colli Ugani, guardate che meraviglia. La chiesa e il campanile, stupendo. Carbonara. E da qui vi mando un abbraccio. Per tutti voi amici appassionati che mi seguite con passione, con tanto cuore, come io vado in bici riprendendo queste riprese panoramiche di Colli Ugani. Ci troviamo a Carbonara. Vi ho fatto vedere questa chiesa meravigliosa e da qui vi mando un abbraccio forte forte a tutti voi amici appassionati, con tutte le vostre famiglie, con tutto il mio cuore, vostre famiglie meravigliose, ancora con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto dei nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Massimo, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Massimo, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. E da qualche anno che mi segui, ti ringrazio tantissimo, ti voglio bene. Massimo, un grande. Adesso saluto Davis Consalvan da Alessandria, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Davis Consalvan da Alessandria, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche.
grande, grande Davis. Adesso saluto Durva Tavares, da San Paolo del Brasile, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Durva Tavares da San Paolo del Brasile, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Pensate, da San Paolo del Brasile, un grande Durva Tavares. Adesso saluto Francesco Marchiori da Verona, un uomo, una persona, un amico super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Francesco Marchiori da Verona, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Sei un grande, grazie di tutto Francesco. Adesso saluto Daniele Pavan, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Daniele, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Abbiamo condiviso tantissime riprese assieme con le orchestre italiane, da Bagutti, da Oma, da Lanteri, da Tarantino, tantissime, da Levrini. Lui fa delle foto e dei video meravigliosi, andatelo a vedere su YouTube. Dennis Pavan, e su Facebook sempre Dennis Pavan, che merita, è un grande amico. Grazie ancora Daniele di tutto. Adesso saluto Angela Birba del fan club del Veneto, che sostengono il mitico Pietro Galassi. Sul ballo liscio, una voce melodica unica, un artista fenomenale completo. Lo saluto tantissimo, lo ringrazio per l'aiuto a Igor, che è una persona che merita. Sono andato a riprenderlo alla Gambero l'altro venerdì, davvero una bella voce, si è fatto un'orchestrina, gli do in bocca al lupo che gli vada bene, perché è veramente un ragazzo che merita. E Pietro Galassi è un grande, anche con tanto cuore, e lo aiuta mica tanti in questo momento qui. Grazie Pietro, e grande anche il mio amico, veramente bravo. Ho messo anche dei video, come avete visto, e tutta la serata, merita dai. Grande. Adesso saluto Renzo Cantarello, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Renzo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Vittorio Salvan, un amico, una persona super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Vittorio, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Antonio, il dottor da Scafati, un amico, una persona super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Antonio, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Fabio Tavares, un amico, una persona super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Fabio, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Davide, un amico, una persona super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Davide, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grande Davide. Adesso saluto Filippo Collinari, un amico, una persona super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Filippo Collinari, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Filippo, fans del mitico Giuliano Calore da Padova, classe 1938, 86 anni compiuti il 9 gennaio 2024. Filippo suo fans, io suo fans, collaboratore, amico e interista come lui, che ci vediamo all'Inter. Speriamo mercoledì di passare. Grande Giuliano. Cito un'impresa memorabile, impossibile, la scalata del Passo dello Stelvio, da Prato dello Stelvio, arrivare a Cima Coppia 2760 al passo, sono 26 km, in 1 ora e 36 minuti. Ma quello che c'è incredibile, senza il manubrio e con la gamba destra solo, è veramente incredibile. Questo è Giuliano Calore. O se no la scalata, la cronoscalata dal Passo dello Stelvio, 1 ora e 17 minuti.
e 38 secondi. Ha fatto meglio che quell'anno Bernardino, che ha vinto il Giro d'Italia di 2 minuti e 14, in 9 a 100 km alle spalle. Però Giuliano, su quei 26 km, era senza il manubrio. Pensate, incredibile. Bernardino, 5 Giri di Francia, 3 Giri d'Italia, tantissime classi a livello mondiale, campione del mondo, uno tra i 4 più grandi del ciclismo professionistico di sempre. Bernardino, dalla Bretagna. Pensate Giuliano, onore italiano e padovano. Lui è stato premiato anche a Berlino con la medaglia d'oro, inciso il re dei primati. Lui detiene 13 Guinness World Record, è il re del ciclismo estremo. Lo saluto tantissimo Giuliano con tutta la sua famiglia, anche Filippo con la sua famiglia e tutto il liceo scientifico di Padova, del Fermi, Prato della Valle, che quel giorno che sono venuto con Giuliano ho messo i paletti a 35 cm 4 anni fa, aveva 82 anni, avete visto cosa che faceva, è incredibile, grande, grande Giuliano. E saluto a tanti altri amici, Mauro, Tonio, Anna, Riccardo, Teti, Ale, siete in tantissimi, vi voglio bene e chi mi dimentico, tutti voi super speciali. Con tutto il mio cuore, con tutte le vostre famiglie meravigliose, un grande grazie di esistere e grazie con tutto il cuore di seguirmi. Da Carbonara, da questa chiesa meravigliosa. Beviamo un goccio e ripartiamo.
arrivando a Bastia di Rovolon.
vado a Fossona, frazione di Cervarese Santa Croce. Fossona. Qui si trova l'agriturismo Il Bosco e il ristorante Non a Lui. Entrambi si mangiano divinamente,